Dobbiamo parlare un po'. Dobbiamo parlare ed è giusto che io vi tenga un po' aggiornati di quello che sto facendo, della mia vita, delle cose che sono cambiate, delle cose che sono aggiunte alla mia vita ed è perché non sto facendo video. Oramai è quasi un anno che non faccio video. Cioè l'ultimo video risale a luglio dell'anno scorso. Quindi è giusto che io vi tenga aggiornati e vi faccia sapere un po' in che direzione sto andando. È doveroso da parte mia, visto che mi avete accompagnato per 10 anni e magari, chissà, potrete far parte di quest'altro mio nuovo percorso. Partiamo da un presupposto. Sono cambiate tante cose. È cambiato principalmente il mio lavoro. Io prima facevo solo video comici, io prima facevo spettacoli comici e con il tempo però questa cosa è cambiata. Non sto facendo più video per il semplice fatto che sono impegnato in altre attività, ho avviato altre attività online, ho un'azienda e mi sto dedicando ad altro che adesso magari vi accennerò. Spettacoli, per quanto riguarda gli spettacoli, non ne farò più, o meglio, farò solo quelli che già hanno prenotato e hanno fissato comunque la data per quest'anno, ma poi non ne farò più. Ho deciso di non fare più spettacoli per un semplice motivo. È un ambiente che purtroppo non mi piace, per quanto io possa amare il fatto di fare spettacoli, di interagire con le persone, da Carolina e quant'altro, è un ambiente molto marcio. C'è proprio il mondo degli spettacoli tra organizzatori, quello che succede nel mezzo, nel backstage, a me non fa stare bene, non mi piace. E quindi non mi va di buttare il mio tempo e la mia vita per avere a che fare con gente che ti calpesta la dignità, non ti rispetta e quant'altro. Quindi io ho la possibilità di vivere di altro e quindi ho preso le mie decisioni. Quest'anno farò solo gli spettacoli che già mi sono prefissato, che già le persone hanno prenotato e poi smetterò di fare gli spettacoli anche se è una scelta che ho fatto a malincuore, partiamo dal suo presupposto, perché io ogni volta che facevo uno spettacolo rinascevo proprio come persona, perché fare spettacoli per me è stata sempre una fonte di sfogo, sapete che quando pure stavo male, fare spettacoli per me è stata sempre una cosa bella, che mi ha aiutato assai, ma purtroppo ho preso questa decisione che penso che manterrò. E come ho già detto su Instagram, al massimo se proprio dovrò fare qualche cosa, lo farò a gratis per qualche bambino o persona che magari ne ha bisogno e nient'altro. Dove sono diretto? Cosa sto facendo? Allora, io, tante persone forse non lo sanno, ma io ho avviato un percorso che si chiama Investi sul web, è un secondo canale YouTube dove tratto il mondo del guadagnare online, investimenti, trading e quant'altro. È un argomento che non ho mai trattato qui su questo canale, ma lo farò perché so che magari non vi può interessare. E lì ho avviato una mia azienda dove abbiamo un'accademia di trading, dove faccio anche tanto altro, aiuto esperti a creare i loro prodotti digitali, a venderli e quant'altro. Mi sono specializzato nel marketing, mi sono specializzato nell'utilizzo dei social per vendere prodotti digitali e ho studiato assai in questi anni, ho studiato veramente assai. Ho letto libri, ho fatto percorsi di formazione intensi e mi sono dato modo di crescere, di evolvermi e di non restare a fare sempre e solo una cosa. Il mio obiettivo è crearmi più entrate, ulteriori entrate, affinché la mia casa si possa mantenere su più pilastri e non solo su uno, perché quell'unico pilastro magari può venire meno e a me non piace questa cosa. Sapete poi da dove vengo, quindi lì non ci voglio ritornare. Quindi ho avviato varie attività, varie cose online che mi danno belle soddisfazioni in termini di emozioni, in termini di crescita e in termini economici. Adesso posso dire che il guadagno, ciò che io guadagniamo da Carolina, è quasi niente a confronto a quello che riesco a guadagnare adesso e a confronto a come riesco a vivere adesso guadagnando con queste altre attività. Questo è un qualcosa che ho voluto io principalmente perché comunque il mio guadagno da Carolina proveniva dagli spettacoli, da YouTube e quant'altro e quindi mi sono ritrovato in una trasformazione dove sono arrivato a crearmi un ulteriore lavoro che prima non esisteva o meglio, nel durante, quando facevo video comici e quant'altro, anche parlando dal 2022 in poi, io già stavo creando questa strada, quindi mi sono voluti 2 o 3 anni per rendere proprio solida questa cosa che stavo facendo, quindi ho fatto un ulteriore percorso, oltre al fatto di avere già Carolina, cioè io potevo pure dire so Carolina, faccio spettacoli, faccio video comici, la gente mi conosce, sto a posto, e invece no, cioè, ho voglia di fare, ho voglia di crescere, ho voglia di sperimentare, ho voglia di sbagliare, di mettermi in gioco. Non è da me fermarmi, non è da me fare solo una cosa. Tante persone mi avranno visto su TikTok e la solita frase che dicono ma tutto ne va, parrucca in capo, mo bella e buona l'investimento, bella e buona, non è mai bella e buona, perché mentre
voi magari pensate che io ho sempre solo fatto Carolina, quando mi toglievo la parrucca facevo cose che non ho detto a nessuno e quindi non è bella e buona. Il mio bella e buona si tratta di 3-4 anni che sto coltivando un qualcosa, cose che nessuno conosce, ma in quel caso parliamo di persone limitate che sono sempre lì a puntare il dito. Io voglio rivolgermi a persone che sono cresciute con me, persone che magari avevano 10 anni quando mi hanno conosciuto, ma tengono 20 anni. Siete grandi, siete cresciuti. Io ne avevo 20 di anni, adesso ne ho 30, a giugno ne faccio 31, ho un figlio, ho una famiglia. Siamo cresciuti ed è giusto che qui su questo canale io, oltre al fatto di Carolina, condivida con voi un po' tutto il resto. È giusto parlare anche di altro, è giusto conoscervi e conoscermi sotto altri punti di vista. Per me è bello proprio questo. Quindi il fatto di riuscire a interagire con voi che mi seguite da una vita, parlare anche di altro. Detto questo, finirà Carolina? No. Allora, Carolina non finirà. Nel momento in cui io non decido di smettere, Carolina non finirà. Mi sono preso una pausa, sì, me la sono presa una pausa, ma per questioni di tempo. Ho deciso di dedicare il mio tempo ad un qualcosa che mi sta fruttando di più, ad un qualcosa che posso costruire in modo più grande. Carolina, dovete sapere questa cosa, io ve la dico, sapete, veramente voglio essere sincero con voi. Carolina mi ha salvato la vita e iniziare a fare Carolina mi ha permesso di uscire da una situazione bruttissima della mia vita. Mi ha letteralmente salvato e mi ha permesso di guardare altrove, mi ha permesso di avere delle possibilità. Nonostante Carolina mi ha permesso di avere delle possibilità, per quanto le persone possono pensare che Carolina si è fatti i soldi, non è così. Carolina non se l'ha mai fatti i soldi. Carmine, detto Carolina, non ha mai guadagnato soldi con Carolina. Purtroppo, ragazzi, ho guadagnato, sono uscito da un periodo brutto della mia vita, sono rinato, ma non ho fatto i soldi che le persone pensano. Non ho guadagnato i milioni, come le persone credono. Perché la popolarità non va a pari passo con la ricchezza. Essere popolare non vuol dire essere ricchi. Essere popolare non vuol dire fare tanti soldi. Soprattutto oggigiorno, sono tutti quanti famosi. No. E Carolina mi ha dato modo di crescere, di guadagnare, di riprendermi, ma non mi ha mai dato modo di fare un passo in più. Purtroppo. Un po' per l'argomento che ho tratto, che è la comicità, un po' per le possibilità che ci girano intorno alla comicità, un po' per l'ambiente, appunto, degli spettacoli e quant'altro. È un po' tutto, è un po' tutto. In quel campo, anche se io mi impegno e faccio 3 milioni di follower, purtroppo non puoi crescere di guadagno negli spettacoli. Perché vieni definito sempre come uno che si mette la parrucca in capo, sei uno scemo, rispetto magari al cantante che fa canzoni di successo e aumenta il cachet di 100, 200, 300 euro. Questo per dirvi che non c'è crescita, avrei dovuto semplicemente, solamente fare più video, più video, più video, più video, più video, più video, dedicando tantissimo tempo a scrivere, tantissimo tempo a montare, tantissimo tempo ad ideare, dopo 10 anni, nuove idee, e dopo 10 anni mettermi a competizione con chi oggi fa milioni di visualizzazioni, di follower su TikTok senza dedicare il tempo che ci dedico io. Io per scrivere un video ci metto giornate, solo per scriverlo. Poi arriva Tiziecai su TikTok e ti fai milioni e chiamano di più quel determinato personaggio per le feste che uno che porta arte, porta comicità, porta la battuta scritta e ideata. E io devo accettare questa cosa. Io non sono il tipo che si lamenta di una cosa del genere, io accetto questa cosa. Io sono per l'evoluzione, il mondo va avanti in questo modo, io osservo, guardo, accetto e mi evolvo di conseguenza, cerco subito la soluzione, ok? Quindi, mettendo a paragone il mio lavoro, ciò che ho sempre fatto, con quello che si vede oggi, il mio lavoro richiede molto più tempo e mi porta meno soldi, meno guadagno. E avendo una famiglia, avendo un figlio, non mi posso permettere di perdere tempo, guadagnare di meno, fare di più e ottenere di meno. Non me lo posso permettere. Perché nel momento in cui vedi che su TikTok gira Siria Belle Papà e chiamano a Siria Belle Papà per fare i spettacoli, a me mi viene un poco, cioè, sto bene, senza, siamo sani di mente, e allora è così.
la mia mentalità va un po' oltre, la mia mentalità va nel costruire, nell'ideare nuove cose, nel non fermarmi. Ho fatto video comici, li farò ancora, Carolina esisterà sempre finché io non deciderò di dire Carolina non esisterà più. Ho creato la mia azienda, ho questo percorso sul trading, faccio investimenti, tratto il mondo del guadagno online, porto avanti il secondo canale YouTube. Un domani mi ritroverò a fare nuove cose, perché il mondo si evolve ed io mi evolvo insieme al mondo. Non resterò mai sempre solo a fare una cosa, non lo farò mai. Ed è giusto che io vi racconti queste cose, perché ci tengo. Io ogni volta che vedevo quel canale YouTube, magari vuoto, no? Che non facevo video da luglio, ho detto perché? Cioè perché io con loro non posso parlare di quello che faccio? E a volte vorrei magari sapere da parte vostra se vi interessa il fatto che io vi racconti di me, ok? E lo so ragazzi, lo so troppo bene che voi non mi conoscete, perché voi conoscete Carolina, non mi conoscete proprio. Conoscete Carolina, siete affezionati a Carolina e volete Carolina. Di me, più di tanto, non vi interessa, lo so troppo bene. Ma io ci provo, perché mi dispiace lasciare un canale YouTube dove ho costruito tanto, dove abbiamo avuto modo di costruire insieme un qualcosa e poi abbandonarlo così, non mi va. Mi va di portarlo avanti anche nell'evoluzione che io sto facendo, nel mio percorso di vita. Poi quando ci sarà il video comico ci sarà. Detto questo voglio farvi sapere che la mia vita sta andando molto bene, il mio lavoro sta andando molto bene, sono super felice di come stanno andando le cose e spero anche voi, spero voi che magari siete diventati adulti fondamentalmente, perché se avevate 10 anni quando mi seguivate, adesso avete sicuramente più di 20 anni, quindi starete cercando un lavoro, starete cercando di capire nella vostra vita cosa volete fare e questi sono periodi della vita molto importanti, molto importanti. E a me farebbe piacere confrontarmi anche su questo. A me veramente io sarei felice di parlare con giovani, con i ragazzi, ma soprattutto voi che mi avete seguito dall'inizio, per confrontarci sul mondo del lavoro, per confrontarci sulla crescita, per confrontarci sullo studio soprattutto, perché io ci tengo assai allo studio. Per me sarebbe veramente fantastico parlare con voi anche di questo. Quindi io non so se farò altri video del genere o se farò altri video dove posso condividere con voi ciò che faccio, così da ispirarvi, così da cercare anche da voi un'ispirazione per me. Quindi attenderò un vostro feedback qui nei commenti, se siete interessati, se vi può piacere conoscere Carmine, posso fare in modo da farmi conoscere e da mostrarvi quello che sto facendo, per aiutarci a vicenda, per condividere, no? Per confrontarci. Quindi aspetto un vostro commento al riguardo e poi mi comporterò magari di conseguenza. Se magari mi capita di vedere sempre il commento mi saluti, capisco che questo canale deve essere solo destinato a Carolina, a video comici e nient'altro, e quindi io rispetterò questa cosa e sarà così, senza nessun tipo di problema. Però fatemi sapere se possiamo conoscerci, io e voi, magari pure al di là di Carolina. Grazie di tutto, grazie per essere ancora qui dopo 10 anni, spero di poter creare insieme a voi un ulteriore percorso. Ciao ragazzi.